Aprire gli occhi e guardare come i nostri ragazzi vivono e consumano il loro tempo, consumano il consumismo. Garimberti, voi avete fatto un lungo periodo a parlare e insistere di crisi. Intanto le domando velocemente come sono andate il periodo di Natale, il periodo di saldi, vi ritenete più soddisfatti, meno soddisfatti? Ma guardi, lei dice che noi abbiamo fatto un lungo periodo a parlare di crisi e questo mi impone di sottolineare che siamo stati davvero i primi a parlare di crisi all'inizio dello scorso anno. Già paventavamo un PIL negativo. Prima, perché se la regia mi manda in onda alcune frasi, sono alcune frasi che prendiamo da Confcommercio. Dopo vediamo se Celeste mi manda le frasi, le faccio vedere che certe parole le utilizzavate già molto tempo indietro. Vediamo insieme un attimo velocemente. Vai Celeste. Corriere della Sera, Natale Mago, i consumi calano del 10%, siamo nel 2005, già si parla di crisi, conti in rosso per i negozianti. Avanti. Dall'Uviale high tech caccia al super sconto, Confcommercio è solo colpa della crisi economica, siamo nel 2006, andiamo nel 2007, milanesi sempre più poveri, assalto nei negozi, dove sei Celeste? Sorpresa, assalto nei negozi, però devi stare fermo. Celeste, vai un attimo indietro, per piacere. Sorpresa, assalto nei negozi di affari più dell'anno scorso, siamo nel 2008. Quindi dal 2005 al 2008 sentiamo crisi, crisi, crisi. Non è il pericolo di una parola che diventa inflazionata, diventa ripetitiva, un disco rotto? Come le dicevo, poi ci troviamo nella crisi e mancano le parole. Noi abbiamo iniziato con convinzione all'inizio del 2008 a dire che questa crisi sarebbe arrivata, ma oggi diciamo anche un'altra cosa, che questa crisi secondo noi è meno acuta di quello che ci viene paventato. Sicuramente non sarà così acuta, ma sarà forse più lunga, questo è quanto emerge dal nostro centro studi. Noi crediamo, indipendentemente da quel balletto delle cifre, c'è chi sostiene, come la Comunità Europea piuttosto che Banca Italia, un 2% in meno del PIL per il 2009, noi sosteniamo circa la metà, ma noi sosteniamo che si uscirà nella seconda metà del 2010. Certo è che i consumi calano, perché i dati a consuntivo oramai di chiusura del 2008 ci hanno dimostrato che sono calati nel 2008 di uno 0,7%, caleranno di uno 0,7% ancora nel 2009, il mese di dicembre, ahimè, non avendo potuto avere un supporto ai salari che noi abbiamo chiesto con forza con la detassazione della 13ª, ha portato davvero una riduzione dei consumi intorno al 2%. Da questa crisi però i dati sembrano appunto però dire altro. Il problema di fondo, vado a chiudere... è cambiato anche il modo di fare acquisti, è cambiato lo stile dei consumi, abbiamo visto nelle interviste che lei ha fatto vedere adesso che ci sono dei giovani che non rinunciano alle calzature stanno andando molto bene, abbiamo visto che il tempo libero sta assolutamente, i consumi del tempo libero stanno crescendo. Al contrario decrescono gli articoli tecnologici, stanno crescendo, al contrario diminuiscono altri settori, tipo, decrescono altri settori, le chiedo scusa, come per esempio i consumi di generi alimentari, perché è cambiato lo stile di vita dei consumatori italiani. Oscar, una cosa, perché sennò io ho il timore che chi a casa sente uno che dice è una crisi epocale, l'altro dice ma non c'è sta crisi. Spieghiamo bene di che cosa stiamo parlando. C'è la componente dei consumi, domanda interna, è in crisi abissale? No. Noi non registriamo il ministro, io faccio il mio mestiere, sintetizzo. Il ministro infatti dice io non metto mano a denaro pubblico per sostenere i consumi interni, il ministro lo dice e lo ripete sempre, proprio per questo. Poi dice Della Valle ha ragione o ha torto, attenzione, moltissime imprese italiane, soprattutto chi lavora per l'estero, la domanda mondiale sta scendendo negli ultimi 3 mesi del 24-30% ogni mese, ogni settimana. Chi lavora per l'estero rischia di fermarsi, sto parlando aziende, se si ferma i dipendenti vanno fuori, si sente alla lunga. Ecco, la crisi serissima è quella di cui parla Della Valle, lì la domanda è
cosa bisogna fare o meno? Lo dico perché altrimenti chi è a casa da una parte dice ma non c'è la crisi, dall'altra dice è serissima, sono due cose diverse, ma questa qua, fino a che non riparte il commercio mondiale, cioè si riparte dalla finanza, è una roba che si vede una volta ogni 70-100 anni di queste proporzioni. Lei mi impone, un attimo, nei mesi scorsi mi impone di replicare, perché quello che dice ha una relazione perfetta. Perché noi chiediamo un intervento a sostegno dei consumi e un intervento a sostegno delle piccole e medie imprese, che sono il vero motore del nostro sistema economico? Perché oggi abbiamo una disoccupazione che è intorno al 6,5-6,6. Qualora non si, come dice giustamente il Presidente Berlusconi, bisogna mantenere l'attuale stile di consumi, qualora non si mantenesse l'attuale stile di consumi, qualora non si incentivassero i consumi, rischia che la disoccupazione, va in crisi il sistema economico, rischia che la disoccupazione arriva all'8% e qualora dovesse arrivare all'8% ci sarebbe veramente